In Veneto calano i laureati e il lavoro qualificato non cresce. Solo il 50% dei giovani ritiene la propria laurea efficace per il lavoro, mentre è alto il livello di precarietà e la fuga dei cervelli è triplicata rispetto agli anni 90. Questo è il quadro del nostro paese tracciato oggi dalla CGIL che a Padova ha ospitato il convegno intitolato La conoscenza motore dello sviluppo del paese e il segretario generale del sindacato, Susanna Camusso, si è interrogata sulle conseguenze dei decreti Gelmini e sulla finanziaria. In questo momento, con la manovra che è stata fatta a luglio e con le stesse assenze di politiche per la crescita dentro la legge di stabilità che si sta discutendo, per i giovani sta costruendo un grande debito sul loro futuro, un debito perché c'è un deficit di istruzione, un debito perché si sta preparando un sistema pensionistico che non gli permetterà di vivere, un debito già in atto che è quello che non c'è lavoro e cresce la disoccupazione giovanile. Il sindacato ha rinnovato la volontà di intraprendere la campagna intitolata 100.000, volta alla stabilizzazione dei precari. Abbiamo lanciato una campagna, 100.000 è la campagna che stiamo lanciando, perché ad esempio nella scuola noi crediamo che entro giugno è possibile, attraverso la copertura dei posti vacanti della scuola, attraverso una serie di operazioni sugli ispezioni, recuperare 100.000 posti di lavoro e dare la possibilità ai precari di avere un posto di lavoro stabile senza gravare sulle casse dello Stato, nel senso che questa operazione è praticamente a costo zero, quindi una grande operazione anche di carattere sociale, nel senso che, come ha detto Draghi, oggi il superamento della precarietà è un punto determinante per questo Paese, noi mettiamo in campo una proposta seria e la vogliamo portare alla Ministra Gelmini, che però pensa tutt'altro.